il presidente della locale sezione ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che assieme alla SOMS, altra associazione importante nel nostro comune, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, la più vecchia associazione di volontariato presente nel nostro comune, continua col percorso iniziato l'anno scorso con questi incontri con la cittadinanza sulla legalità, sulla Costituzione, per poter avere strumenti da parte di ognuno di noi più precisi e consoni per poter poi magari anche fare delle scelte. Abbiamo inoltre organizzato questo incontro di stasera con il professor Ciconte assieme anche all'Associazione Libera. So che qui c'è il coordinatore provinciale presente in sala, dove magari se vuole portarci il suo saluto e dire anche che cos'è Libera, ma credo che non ci siano problemi, che la stragrande maggioranza di voi la conosca. Tra l'altro anche l'altra sera c'era Don Ciotti, ospite alla trasmissione di Simona Dandini, che ha fatto un intervento molto preciso e puntuale sul lavoro importantissimo che sta facendo questa associazione. E volevo anche ringraziare in particolar modo l'assessore alla cultura del comune di Mogliano, perché per questo incontro devo dargli atto che si è proprio speso molto, anche perché chi abita a Mogliano sa benissimo com'è la composizione politica della nostra amministrazione. Lo dico subito, che così poi magari nella foga del parlare non me ne dimentico. In fondo c'è il tavolo con una serie di libri che trattano l'argomento che in maniera molto approfondita il professor Ciconte questa sera ci presenterà, e c'è anche eventualmente, per chi fosse in ritardo nel filmare o per avere ulteriori informazioni, c'è anche la possibilità di approfondire il ragionamento sui referendum che ci saranno prossimamente, in particolar modo quello sull'acqua e anche sul nucleare. Oltre al fatto che, come sempre, voi sapete che questi sono incontri nei quali ognuno di noi ci mette personalmente la propria passione, il proprio tempo libero, il proprio impegno, ma ci sono anche dei costi. Se c'è poi un piccolo contributo da parte di ognuno di voi, il tutto aiuta per poter andare avanti e poter fare anche prossimamente altri incontri. Ricordo, perché me lo diceva un signore, ma d'altra parte conosco benissimo l'organizzatore, che a non più lontano di 5 km da qua c'è un altro incontro con Spataro, che è un magistrato che su queste cose ci ha masticato parecchio. Ci sono una serie di coincidenze che io giudico positive, nel senso che noi potremo magari dibattare prossimamente e invitare noi Spataro a mandare, se ce lo consente il professor Ciconte, a Marcon, che così almeno riusciamo a continuare su questo argomento. È un fatto positivo dal mio punto di vista questo, perché dimostra che comincia ad esistere una sensibilità diversa da quella di un'affermazione della legalità così in maniera tout court e superficiale, ma c'è la necessità da parte di ognuno di noi di approfondire questi argomenti. Vi presento subito il professor Ciconte, che è considerato fra i massimi esperti in Italia delle dinamiche delle grandi associazioni mafiose. È docente di storia della criminalità organizzata all'Università di Roma III, è stato deputato nella 10ª legislatura 1987-1992, membro della Commissione Giustizia e consulente presso la Commissione parlamentare antimafia. Si è interessato e ha realizzato numerosi studi relativi al meccanismo di penetrazione delle mafie al nord, ai rapporti tra criminalità mafiosa e locale e alle attività mafiose nei nuovi territori. Ha pubblicato volumi che costituiscono i primi esempi in Italia di indagini scientifiche del fenomeno malavitoso nelle aree non tradizionali. Quando noi parliamo di queste associazioni criminali, normalmente pensiamo a una zona ben definita d'Italia, pensiamo al sud, perché omertà, pizzo, infiltrazioni mafiose nel mondo della politica e dell'impresa, summit mafiosi, tutte queste cose
soprattutto riferite alla 'ndrangheta, lettrata il professor Enzo Ciconte nel suo libro 'Ndrangheta padana, sono parole e concetti che ci rimandano istintivamente al sud. Eppure la mafia, ed in particolar modo la 'ndrangheta, non è un problema unicamente meridionale. La 'ndrangheta, scrive Ciconte nel suo libro, è l'unica organizzazione criminale a avere due sedi, Reggio Calabria e Milano. La Padania, entità virtuale ancora da definire, o meglio in testa solo a una parte del ceto politico, in particolar modo la Lega del nostro paese, è da decenni teatro di loschi affari e di intrecci ancora più sporchi. E nonostante se ne parli ormai da tempo, politici ed amministratori locali, con lodevoli eccezioni per fortuna che ci sono, fingono di non vedere o negano spudoratamente l'evidenza. Gli 'ndranghetisti hanno il controllo di una parte del territorio, hanno molti soldi, li prestano ad usura. Si sono impossessate di case, alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, supermercati, imprese. Sono presenti nei grandi appalti dell'alta velocità e hanno lambito anche quelli dell'Expo. È la mafia dei colletti bianchi, degli uomini cerniera, degli insospettabili, degli uomini invisibili, quelli che fanno da trade union tra gli affari malavitosi e il territorio. Enzo Ciconte ha gettato una luce su questa realtà finora sommersa. Nel suo libro fa nomi e cognomi sia di persone che di politici, di professionisti legati a doppio filo della 'ndrangheta e che pure continuano ad occupare posti di prestigio e di potere in Lombardia e in tutto il nord. Io non mi dilego oltre e do subito la parola ad Enzo Ciconte che ci racconterà di questi fatti. Sì, io vi ringrazio di avermi invitato e di darmi la possibilità di presentare quest'ultimo libro che, come vedete, ha un titolo molto scuro, bisogna scervellarsi per capirlo, 'Ndrangheta padana. Perché venire qui nel Veneto e in altre parti del nord è diventato ormai negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, un fatto abituale. Io non so se c'è qualche spia qui in sala, mi auguro che nessuno vada a denunziarmi perché mi arrestano essendo oramai diventato un cittadino senza fissa dimora da qualche mese a questa parte, cioè io non riesco più a stare a casa mia per intenderci. Adesso vi dico questo perché questo problema della presenza mafiosa al nord è un problema che esiste. È un problema che negli anni si è cercato di nascondere, di oscurare, di negare. Io credo che voi avete seguito nei giorni scorsi quello che è successo a Milano, questa dichiarazione che c'è stata del procuratore Pignatone, poi questa baruffa tra il presidente della regione Puglia e il presidente della regione Lombardia, esattamente su questo argomento, sull'esistenza della mafia a Milano e Lombardia. Vedete, io lo faccio così, se non siete d'accordo. Io cerco di illustrare le questioni che a me sembrano essenziali, 40 minuti, 45, fino alle 10, va? Poi, se volete, mi fate le domande. Faccio guarda Sebastiano, poi si dà la freccia. Qualcuno cerca di scansarla, le altre le becco. Credo che sia importante discutere, sentire anche la vostra opinione, le domande che mi fate, le cose che avete, i dubbi, gli interrogativi, perché sono tanti. Io parto da un'affermazione che facevamo prima. Anni fa si fece una relazione, 1994, il gennaio di quell'anno, intitolata Infiltrazioni mafiose nelle aree non tradizionali. Le aree non tradizionali si intendevano quelle al di sopra del mezzogiorno, quindi diciamo da Roma in su. Bene, domanda, è possibile scrivere oggi una relazione come quella? Se qualcuno decidesse di scrivere una relazione come quella, bisogna cambiare due termini. Primo, infiltrazione. Non siamo più in presenza di infiltrazione, siamo in presenza di un radicamento oramai. In alcune aree sicuramente c'è un radicamento. Due, non possiamo più parlare di aree non tradizionali,
perché oramai le mafie sono diventate un problema nelle realtà del nord, dove sono diventate tradizionali le presenze delle mafie. Perché quando un fenomeno dura oramai dagli anni 50-60 del secolo scorso, tutti quanti ci rendiamo conto che non è più un fatto passeggero, non è un fenomeno, come dire, che passa col passare delle mode. No, è un fenomeno che c'è, che esiste. Aree non tradizionali. Perché invece i mafiosi sono arrivati nel nord a cominciare dagli anni 50 e 60? E perché in modo particolare l'organizzazione mafiosa che oggi domina nella regione del nord è l'Andrangheta? Io sono calabrese, quindi vi dico subito, sì, so che la crescita per fortuna ce l'è, per fortuna c'è parecchi in giro, perché non essendoci la possibilità di trovare lavoro è chiaro che poi una migra va via. L'Andrangheta oggi è l'organizzazione mafiosa sicuramente più presente in tutte le regioni del centro-nord, così mi evitare di fare l'elenco, ed è l'organizzazione che è presente in tutti i paesi europei e in tutti e 5 i continenti. Quindi è un'organizzazione sicuramente più forte, è quella più affidabile, è quella che sul piano del commercio della cocaina riesce a trattare alla pari con i grandi narcotrafficanti a livello mondiale, che vedono nell''ndrangheta un'organizzazione affidabile. Perché? Perché l''ndrangheta non ha collaboratori di giustizia, quindi non ha persone in grado di mettere in crisi l'organizzazione o di interrompere i traffici con i narcotrafficanti. E poi perché ha una liquidità enorme per cui paga cash, paga in contanti, prima ancora dell'arrivo della merce. Queste due caratteristiche che ha l''ndrangheta consentono ad essa di diventare affidabile sul piano internazionale e ha surclassato Cosa Nostra, che invece fino a 20 anni fa era la mafia dominante. Perché in questi anni si è sviluppata una presenza mafiosa? Dico in questi ultimi anni, anzi io nel libro pongo un interrogativo: perché in questi ultimi 15 anni? Perché non è vero che negli anni passati non c'è stato un contrasto alle mafie. Sono sciocchezze colossali quelle di chi dice che la lotta alla mafia è iniziata 2 anni fa. Io vorrei ricordare a tutti voi quello che è stato il biennio 92-94. Vi ricordate? Uscivamo dalle stragi e purtroppo il ritardo e purtroppo dopo il sacrificio dei magistrati, delle donne e degli uomini della scorta di Falcone e di Borsellino, lo Stato finalmente ha deciso di fare la guerra aperta a Cosa Nostra. Ci furono prese delle decisioni, l'istituzione della DNA, il 41 bis, ci fu l'istituzione di tante altre attività investigative, poi l'arrivo di Caselli a Palermo, vi ricordate? E lì iniziò l'altra stagione, una nuova stagione antimafia. Discussa quanto volete, ma non c'è dubbio alcuno che lì ci fu un segno importante, tant'è vero che lui arriva nel 93 esattamente lo stesso giorno in cui viene catturato Totorrina, quello che all'epoca era considerato il capo dei capi, l'ideatore, l'esecutore non materiale, l'esecutore politico della strategia delle stragi. Quindi inizia la grande stagione dei collaboratori di giustizia, molti mafiosi cominciano a collaborare, come si dice, si pentono, con un termine orribile, con un termine che non significa nulla. Arriviamo al nord. Che cosa succede al nord? Al nord non è che i magistrati se ne stanno con le mani in mano. Inizia una serie di attività, soprattutto nel triangolo industriale, Lombardia, Piemonte e Liguria, ma soprattutto in Lombardia e in Piemonte, una serie di attività di indagini. Nella sola Lombardia, tra il 92 e il 94, ci sono 2000 mafiosi arrestati. 2000 sono tanti, non sono nespoli, non sono una cosa di poco conto. 2000 mafiosi arrestati. Capita che su 2000 imputati qualcuno risulti
risulti innocenti. I magistrati non è che sono dei pagliatelli, devono avere le prove perché reggano il giudizio. Ma 2000 sono un numero enorme. Quindi si poteva legittimamente ritenere che quello era stato il colpo, se non decisivo, comunque un colpo importante. Com'è che invece quest'estate noi scopriamo che ci sono 300 uomini dell''ndrangheta tra Reggio Calabria e Milano? E non solo per il numero, ma per la qualità delle persone che sono state investite dalle indagini, cambia radicalmente la questione. Cosa è successo in questi 15 anni? E perché siamo arrivati a questo? E quali sono le differenze tra ieri ed oggi? Io lo dico così, poi discutiamone con tranquillità. Io mi sono fatto un'opinione leggendo le carte, studiando ormai da 30 anni questi fenomeni, soprattutto ci sono due fatti che balzano agli occhi. Il primo fatto, tra il 92 e il 94, tutti gli imprenditori milanesi e lombardi coinvolti nelle indagini erano tutti quanti, come dire, imprenditori vittime, perché erano costretti a pagare il pitto, erano costretti a subire la tracotanza e la prepotenza degli imprenditori. Adesso, nelle indagini di quest'estate, invece, c'è un'altra cosa. Gli imprenditori risultano coinvolti, complici, fanno affari con gli indranghetisti, tant'è vero che cominciano ad essere imprenditori che sono arrestati. Ivano Perez è stato arrestato nella vicenda di quest'estate, c'è qualche imprenditore che comincia ad essere arrestato, seppure con sentenza non ancora passata in giudicato, quindi solo per il primo grado, quindi bisogna aspettare fino alla condanna definitiva il terzo grado di giustizia, come Luraghi, anche se lui si dichiara vittima, dice che è stato costretto a fare le cose che ha fatto, i magistrati e i giudici che l'hanno processato ritengono che invece non è vero. Poi c'è il rapporto con la politica. Nel 92 e 94 l'unico coinvolgimento politico era stato quello di un socialista, candidato, credo che fosse un consigliere regionale, che era stato fotografato nel corso di una cena elettorale in un ristorante di Corsico. Punto. Fine del coinvolgimento politico. Questa volta ci sono stati 6 consiglieri regionali della Lombardia, non della Calabria, 6 consiglieri regionali della Lombardia, 5 del Popolo della Libertà e 1 della Lega, che sono stati coinvolti nelle vicende. I magistrati ritengono che questi consiglieri regionali non abbiano commesso reati penali, ma di sicuro qualcuno di loro ha preso i voti dell''ndrangheta e di sicuro gli altri sono stati filmati e fotografati in rapporti con uomini dell''ndrangheta, senza che ci fosse nessun, come dire, nesso per cui quegli incontri dovessero avvenire, se non per fare degli affari. Questo è il quadro che viene fuori. Dopodiché ci sono state decine di consiglieri comunali che sono stati coinvolti, nella stragrande maggioranza del Popolo della Libertà, una minoranza del centro-sinistra e qualcuno anche del Partito Democratico, che danno l'idea di una dimensione incredibile della politica. Perché è di tutta evidenza che ci sono guasti profondi, perché se tu intacchi il rapporto con l'imprenditoria, soprattutto quella edile, e intacchi il rapporto con il mondo della politica, vuol dire che il grado di penetrazione, il grado di radicamento è molto forte.